Ragazzi, no, non lo so, questa cosa la devo fare devo registrarla perché presto, quando ci sarà la casa nuova, ci saranno i video sul Milan e tutto quanto. Sto morendo. Cioè, in confronto alla partita di Manchester con Milan-Juve, ero tranquillo. Una merda, facciamo schifo, siamo vergognosi, tante assenze, ma ingiustificabili. Abbiamo veramente, come si dice, toccato il fondo in questa partita, non mi interessa, però quello che è successo è qualcosa che va al di là di tutto, ragazzi. Cioè 206 rigori, 206 rigori. Neanche su PES, neanche su FIFA, neanche le partite più bugate del mondo. No, lo so, sono un croglionazzo, sto quasi piangendo, ve lo giuro, ho pianto perché per noi era fondamentale, noi siamo una piccola squadra ormai, quindi anche una qualificazione in Europa League ai gironi è tanto per noi. Non ho parole, Fiori, non ho parole, siamo qua, l'ho vista su DAZN ovviamente la partita, sono messo qua perché non sapevo che cazzo mettere per fare un video veloce, ma nulla ha senso ragazzi, cioè nulla ha senso, non so cosa dire. Non so cosa dire, ci tenevo a fare questo video. Io spero con la casa nuova di portare un po' di commenti sul Milan e su tutto, ma per noi questa partita era fondamentale. È brutto da dire perché siamo la C Milan di Milano, abbiamo vinto tutto, siamo stati la squadra più titolata del mondo anche per diversi anni. Cioè, non so cosa dire, cioè, mi sento la persona più inutile della storia in questo momento, perché da una parte c'è la vergogna, la delusione, la schifezza, l'atrocità, l'indecenza. Però dall'altra c'è un'impresa incredibile perché era finita e siamo risorti 4 volte. 1-0 di Salemaker, pareggia lo stronzo, pareggia Rio Ave, non mi ricordo, Fiori, scusate. Pareggia Francisco Geraldes. Calma, poi segna Gelson Dalla su cagata, praticamente su rimpallo, a 20 secondi dall'inizio del primo tempo supplementare, all'ultimo secondo. Un colpo di mano del difensore portoghese, c'era no, rigore 2-2. Segnano tutti, poi sbaglia Colombo. Sembra finita, sbagliano anche loro. Sbaglia Donnarumma, cioè sbaglia Benasser, sbagliano ancora loro. Sbaglia Donnarumma, sbaglia anche il portiere avversario. E dopo Fiori, l'apoteosi, non so cosa dire, Fiori veramente, cioè, incredibile, incredibile, incredibile. Incredibile. Piacerebbe avere la webcam in questo momento perché sono una persona finita, sono una persona completamente conclusa. Però ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta e questo vale più di tutto, secondo me, perché in questo momento serviva solo questo, perché so comprare un difensore, compriamo aveto Miasu, che assolutamente non è un difensore scarso, anzi, può dire la nostra, cioè, per il Milan di adesso va benissimo, Tomiasu. Poi magari non so, Toven, si pensa a un Toven o Dalot, vedremo, però almeno abbiamo preso sti 15 milioni. Siamo ridotti così, lo so, è vergognoso perché dovevamo vincerla anche con la primavera, anche per quanto i portoghesi siano una squadra comunque rognosa, ma mi sembra siano 11esimi con 2 pareggi in Liga portoghese, quindi insomma loro hanno fatto di tutto per perderla e noi siamo riusciti veramente a vincerla, non si sa come. Non si sa come, ma è successo. Allora, se è il nostro anno, vinciamo l'Europa League perché Fiori l'ha vinta Dio questa partita perché cioè, veramente era impossibile veramente risorgere 3 volte. Questa è proprio l'Istanbul al contrario, è chiaro che non vale un cazzo, però per noi purtroppo vale, lo dico, ripeto, con rammarico, ma è successo. Raga, un saluto dal comandante veneziano, questo è un piccolo antipasto di quello che ci sarà con la webcam dove vorrò parlare un po' del nostro Milan. Interisti Juventini avete ragione a prenderci per il culo perché meritiamo solo questo. Io lo sapete, sono una persona onesta, però Fio è andata e vaffanculo sinceramente. Un abbraccio a tutti i milanisti e un abbraccio a chi gufi perché avete ragione a insultarci. Non dico di no assolutamente, ma è andata. Buonanotte e sempre e comunque e solo forza AC Milan di Milano.